Buonasera da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giampaolo Dianin con i parroci della città di Portoviro per la festa della patrona Santa Maria Madre della Chiesa nella parrocchia di Scalon. Seguiamo l'omelia del vescovo di Chioggia Giampaolo Dianin. Tante sfide che possono venire dalla realtà, dalla storia, dalla vita. La mancanza del vino alle nozze di Cana è proprio simbolicamente l'espressione delle fatiche, dei rischi, delle sfide della vita. A quel tempo le nozze in Palestina duravano 15 giorni, la festa delle nozze. Possiamo immaginare come nel bel mezzo di questa festa non ci fosse più il vino, un vero e proprio fallimento. Possibile che questi sposi non abbiano pensato, organizzato bene. Nel giorno più bello della vita di due persone si insinua la possibilità del fallimento. La mancanza del vino avrebbe potuto rattristare quella festa. Festa di nozze, giorno più bello della vita, la mancanza del vino, la possibilità del fallimento. La vita è fatta di queste due facce. Da una parte la bellezza, la gioia, lo stupore per la vita, dall'altra parte la sua fragilità, il rischio, le sfide, le salite impegnative, gli incroci delicati. La gioia e il fallimento sembrano essere quasi in agguato, sempre pronti ad aggredire la nostra vita per renderla bella, stupenda, oppure anche per rovinarla. Noi siamo qui stasera per onorare Maria nella festa di questa parrocchia, ma anche di tutta la città di Portoviro. Sappiamo di avere un debito di riconoscenza e di gratitudine verso di lei, anzitutto per la nostra vita. Tante volte, immagino sia capitato a tutti, tante volte nella nostra vita il vino è mancato, eppure siamo ancora qui. Sentiamo il bisogno di dire un grazie, perché tante volte, senza che nemmeno noi ce ne accorgessimo, l'acqua o le giare vuote, rinsecchite, sono state riempite di un vino nuovo, senza che nemmeno noi ce ne accorgessimo. Ma oggi siamo consapevoli anche di quanto attorno a noi, e forse anche per qualcuno di noi, il vino manca. Oggi la mancanza del vino può avere tanti nomi, la guerra in Ucraina, quanto abbiamo pregato in questi mesi, eppure in questi giorni vediamo che tutto sembra non migliorare ma peggiorare. Le fatiche economiche che chiederanno a tutti, comprese le parrocchie, di fare i conti con tanti no, con tante ristrettezze, con tante fatiche. I legami fragili, quelli d'amore, quelli familiari, quelli sociali,
conflitti, le tensioni, la perdita di qualche persona cara. Ciascuno di noi stasera in questa chiesa potrebbe dare un nome al vino che in questo momento potrebbe mancare nella sua vita. Dare un nome. E tutti, penso, avremo un nome da dare. E allora stasera noi siamo qui più che mai a invocare lei, che si è accorta che il vino mancava, che si è accorta che la festa poteva fallire a Cana. E stasera noi vorremmo dirle: Maria, accorgiti che il vino manca anche a noi. Il Vangelo ci dice che Gesù resiste alla richiesta di Maria, anzi in maniera sembra quasi villana risponde alla madre dicendo: donna, cosa ho a che fare con te? Cosa vuoi da me? Cosa pretendi? Non perché Gesù sia disinteressato a quella festa, ma Gesù ci ricorda lo stile di Dio. Dio ha creato l'uomo libero, ha creato il cielo, la terra, e tutto va avanti anche con quelle regole, da quelle naturali a quelle sociali, a quelle che l'uomo nella sua libertà mette in piedi. E Dio rispetta la libertà dell'uomo. Per questo non ama intervenire, anche se sa bene che tante volte gli uomini questa libertà la usano male, come stiamo vedendo in questi mesi nel caso dell'Ucraina. E tutti noi siamo gelosi della nostra libertà, la rivendichiamo continuamente e vogliamo che nemmeno Dio ci metta il becco, salvo poi, quando manca il vino, chiedere e quasi pretendere e magari arrabbiarsi se quel vino non arriva. Ma appena passa quella pagina difficile, a Dio diciamo: rimettiti al tuo posto, lasciami entrare. Ecco, quella risposta secca, un po' villana quasi di Gesù, è richiamare lo stile di Dio che rispetta la nostra libertà. Ma Maria quel figlio lo conosce. Maria sa bene che noi esseri umani abbiamo le nostre stranezze e a volte ne combiniamo tante, ma ci vuol bene. E allora bussa alla porta di Gesù e insiste, e in qualche modo indirettamente dice ai servi: andategli vicino,